Ciao a tutti, oggi prepariamo le cipolle di tropea ripiene. Gli ingredienti sono cipolle di tropea lessate per 10 minuti, mi raccomando devono restare al dente, sale, pepe, origano, olio extravergine di oliva, formaggio grattugiato, parmigiano e pecorino, pezzettini di pomodoro fresco, prezzemolo, basilico se in stagione, salsa di pomodoro, pane grattugiato e pezzettini di formaggio. L'esecuzione è facilissima. Innanzitutto prepariamo la farcia mescolando il pane grattugiato, i formaggi, il prezzemolo, il basilico, il pomodoro a pezzettini, un po' di sale, un po' di pepe e poi tanto olio quanto necessario per ottenere un composto soffice, sgranato, ma abbastanza saporito. Ricordatevi di assaggiare per verificare il sale. Poi condiamo la passata di pomodoro con olio extravergine, abbondante origano fresco, sale e pepe in modo da lasciarla insaporire. A questo punto bisogna tagliare le cipolle in maniera da sfogliarle strato per strato. Ogni strato sarà poi riempito con la farcia. Ungiamo una teglia con olio extravergine d'oliva, riempiamo le sfoglie di cipolla pressando abbastanza in modo da far entrare la farcia e concludiamo con un poco di formaggio. Mettiamo le sfoglie ripiene una accanto all'altra e poi irroriamo con la passata di pomodoro. La parte interna delle cipolle è piccolina e non si può riempire. Voi mettetela comunque in teglia, mettete un po' di farcia sopra e poi proseguite con la passata di pomodoro. In forno a 200 gradi per 20 minuti. Ed ecco, il piatto è pronto. Buon appetito!